Chi di voi non è stato l'anno scorso a Treviso? Alzi la mano e faccia un cenno. Sono da poco passate le 18 quando le penne nere trevigiane cominciano a sfilare ed è grandissima l'emozione per la terra del Piave, del Grappa e del Montello, terra dove si è fatta l'Italia con il sacrificio di tanti giovani. Primi a sfilare, accompagnati dalla fanfara di Maser, gli alpini della sezione di Treviso, oltre 11.000 iscritti, una delle più numerose. In testa il consiglio direttivo con il nuovo presidente Piovesan ed i membri di oggi e di ieri, ed ancora nel cuore l'orgoglio della Dunata 2017 destinata a passare alla storia. Particolarmente nutrita la delegazione dei sindaci ed assessori della Marca con la fascia tricolore, ma è lo sfilamento delle camicie a scacchi a dare l'emozione di un fiume in piena. Alpini consapevoli che per poter avere un progresso bisogna dare, bisogna far fatica, ci si devono sporcare le mani. Poi tocca a Montebelluna e alla sezione di Conegliano e al glorioso reggimento di artiglieria da montagna. Col cuore oltre ogni ostacolo, certo col cuore oltre ogni ostacolo, Conegliano, la generosa terra della sinistra Piave. Poi è la volta di Vittorio Veneto con le penne nere da tempo al lavoro per l'ormai prossimo raduno interregionale. Su come si lavora a Vittorio per preparare il grande raduno delle sezioni trivenete che ci sarà nella seconda domenica di giugno. Ovazione e sorrisi quando a chiudere la sfilata degli alpini di Marca arrivano le salmerie di Vittorio Veneto con i 4 muli ed uno che a dispetto del protocollo sporca proprio davanti al palco delle autorità. Neanche il tempo di una risata ed il servizio ecologico delle penne nere ha risolto l'inconveniente. Perché gli alpini passano, fanno da terremoto, da tornado, ma poi lasciano tutto in ordine e tutto ancora una volta lindo e pulito.